tutti girati verso l'autostart, i 10 protagonisti di questa terza da Cesena. Si accendono le luci. 1 Burraschellelle, Michela Rossi, 2 Bye Bye Again, Cristiano Pepponi, 3 Bocciolo del Sud, Jessica Pompa, 4 Butetual, Matteo Zaccherini, 5 Beatrice San, Michele Canali, 6 Baghira LZ, Andrea Venezia. In seconda fila 7 Badu di Gioiosa, Carlo Udorovic, 8 Brufenoil, Andrea Orlandi, 9 Beati Min, Lucia Pasqualini, col 10 Bellissima Gar, Antonio Vitiello. Vediamo problemi per un paio di cavalli. Parte piano Baghira LZ, di galoppo è Beati Min. Veloce Burraschellelle su, tanto l'errore anche di Badu di Gioiosa che era il debutto. 8 Brufenoil, rompe anche Bellissima Gar. Numero 7 Badu di Gioiosa, anche Badu di Gioiosa alla fine rompono in tanti, quindi rimane in vantaggio Burraschellelle sul 2 di Bye Bye Again, poi Matteo Zaccherini si accoda terzo con Butetual, mentre in quarta posizione è Beatrice San con Michele Canali in giubba bianca che avvicina i primi a distanza Bocciolo del Sud. Intanto 400 in 31 in vantaggio Michela Rossi con Burrasca LL, la portacolori di Luciano Squarzi, con in seconda posizione Bye Bye Again, poi Butetual e Beatrice San, questi hanno buon vantaggio. 600 metri in 47,3, siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio la figlia di Rombo di Cannone, intanto accenna a spostare all'esterno Beatrice San e prende la via del largo. Gli altri rimangono lì per il momento 1, 2, 3, la frazione del primo giro con sempre in vantaggio Burrasca LL, accenna ora l'anticipo Cristiano Pepponi con Bye Bye Again, prova ad avanzare Beatrice San. Intanto il chilometro va via in 1,17,9, sempre terza posizione per Butetual, cerca di ricongiungersi anche Bellissima Gar che ha perso molto terreno dopo la rottura sulla prima curva, ma Burraschellelle è ancora in vantaggio. Ora però Bye Bye Again l'attacca in maniera decisa a 400 metri dalla conclusione, poi Beatrice San affiancata a Butetual, perde qualche battuto l'allieva di Michele Canali, intanto Burraschellelle ancora salda battistrada, sta reagendo bene all'attacco di Bye Bye Again, duello fra le due femmine, ultima curva passata in 15,2, retta d'arrivo Burraschellelle attaccata da Bye Bye Again, ultimi 100 metri, sembra potersi difendere Burraschellelle ed è Burrasca LL che viene a vincere su Bye Bye Again, Butetual, poi Beatrice San al quarto, Bellissima Gar. 1,17,2 la media al chilometro per la figlia di Rombo di Cannone. Per il signor Luciano Squarzi il training di Salvatore Valentino, la guida di Michela Rossi in percorso di testa, vengono a vincere la terza di Cesena alla quota, udite bene, di 62,35.